Roberta Comin è l'autrice di Favole sotto braccio, un nuovo libro di favole che esce in questi giorni per Marcianum Press. Che cosa c'è dentro? Cosa sono queste favole sotto braccio? Sono delle piccole favoline a tema che vogliono cercare di essere prima di tutto delle favole per i bambini, poi un ritrovarsi in alcune problematiche di crescita per i ragazzini e perché no, soprattutto un aiuto per i genitori che vogliono affrontare in maniera diversa il problema della crescita dei figli. Diversa e piacevole come una favola esige. Favole a tema ha detto, per esempio, che temi vengono trattati? Beh, sono 9 favole, 9 temi diversi, per esempio il tema del dono gratuito senza la pretesa di avere qualcosa in cambio, o un aiuto per riuscire ad affrontare in maniera positiva gli ostacoli, le problematiche della vita, oppure il tema della rabbia, la necessità di sottostare a delle regole che ti fanno poi vivere nella società civile, che ovviamente ha necessità di alcune regole, la fretta, temi vari nei nostri giorni. Trattati con la fantasia, naturalmente, con le Certo, modalità della favola. trattati solo ed esclusivamente con le modalità della favola, è per questo che forse sono un suggerimento alternativo a quelli che possono essere i normali metodi educativi di noi genitori, perché io prima di tutto sono la mamma. La cosa più bella che ricorda le abbiano detto dopo aver letto una sua favola. Che fanno nascere il sorriso. È una cosa bellissima secondo me, perché il fatto di avere il sorriso dentro però, non quello che si vede sulla faccia e basta, è una cosa che ti fa sentire diverso, ti fa sentire nuovo, ti fa avere sempre il sole dentro e quindi è una cosa bellissima. E a me piace che le mie favole facciano venire fuori il sorriso tantissimo, forse perché a me piace sorridere.